Lasciati guidare nel tuo cammino. Il santone d'Avella, maestro spirituale, interpreta i segni del tuo destino. Oroscopo settimanale, dall'11 al 17 febbraio 2019. Ariete. Amore. Sarete molto suscettibili questa settimana, e già da lunedì potreste mostrarvi scorbutici con il partner e i familiari. La situazione potrebbe poi migliorare nei giorni successivi, quando le stelle porteranno belle sorprese, sia per le coppie che per i single. Per questi ultimi, in vista incontri molto interessanti nel fine settimana, che porteranno nuove emozioni. Lavoro. Nel corso della settimana potrebbe esserci qualche inconveniente sul lavoro. Qualcosa potrebbe non andare per come vorreste, ma non è il caso di allarmarsi troppo. Molte cose si sistemeranno da sole, senza che voi fate nulla. Lasciate dunque che gli eventi facciano il loro corso. Toro. Amore. In ambito sentimentale, da questa settimana le vostre pene potrebbero finire. Qualcuno di voi che ha sofferto per amore, potrebbe trovare nuovi stimoli e interessi. Cercate di ritagliarvi qualche spazio per un po' di relax, e pensate a divertirvi. Le coppie stabili potranno pensare a fare progetti importanti per il futuro. Lavoro. Se sul fronte sentimentale ci saranno meno pensieri, lo stesso non potrete dire di quello lavorativo. Infatti, il periodo potrebbe continuare ad essere molto pesante e carico di impegni. Si prospetta dunque una settimana in cui dovrete concentrare molto le vostre energie. Gemelli. Amore. Venere sarà favorevole fino a metà della settimana, ma nel weekend potrebbe nascere qualche litigio o incomprensione nelle relazioni. Chi nutre parecchi dubbi sulla persona che ha accanto, avrà ripensamenti e incertezze che influenzeranno l'umore. Inizia per i single un periodo migliore per fare nuove amicizie e conoscenze. Lavoro. Dovrete sfruttare l'inizio della settimana per affrontare qualche conto rimasto in sospeso sul lavoro. È un buon momento anche per risolvere questioni burocratiche che vi trascinate da tempo. Eliminate ogni cosa che vi dà fastidio, e lavorerete anche meglio. Un clima più sereno favorisce la concentrazione. Cancro. Amore. La settimana inizierà in maniera molto positiva. Tra martedì e mercoledì potrebbe arrivare una bella notizia, anche se inaspettata. Se la vostra situazione sentimentale non vi soddisfa, parlatene con il partner, e decidete se è il caso di mandare avanti la vostra relazione, o se invece è il caso di troncare. Andranno meglio i single, nuove avventure, e grande spensieratezza. Lavoro. Sul fronte lavorativo, i pianeti potrebbero creare situazioni incresciose e blocco di progetti. Saturno e Sole, contrari da metà settimana, non vi aiutano certo a risolvere le incomprensioni. Tuttavia, fatevi forza e resistete, soprattutto nel fine settimana, quando le polemiche vi investiranno. E in quel caso, sarà meglio tenere la bocca chiusa. Leone. Amore. Questa settimana potrete vivere dei momenti meravigliosi. Gli astri compensano il periodo negativo del lavoro, con giornate da urlo per i sentimenti. Soprattutto nel weekend potrete dedicarvi al partner e ricevere le attenzioni desiderate. Ottimi incontri anche per i single, le stelle sono a vostro favore. Lavoro. Lunedì e martedì saranno delle giornate un po' impegnative, ma a partire da mercoledì potrebbe iniziare una lenta ripresa. Se qualcosa sul lavoro non va come desiderate, sappiate che presto questo periodo negativo passerà. State comunque ben attenti alle amicizie professionali, alcune potrebbero rivelarsi totalmente false.
Vergine. Amore, inizio settimana positivo per l'amore, ma qualcosa cambierà nella giornata di giovedì, quando Venere entrerà in opposizione nel vostro segno. Nella vita di coppia potrebbero nascere diverse tensioni. Cercate di essere aperti alla discussione, e non impuntatevi sulle vostre ragioni. Lavoro, sarete pieni di energie, e non farete alcuno sforzo per adempiere ai vostri doveri lavorativi. Tanti gli impegni da affrontare, ma anche le soddisfazioni non si faranno attendere. I vostri sacrifici saranno ricompensati, e potrete dare corpo ad altre iniziative che vi verranno in mente. Mantenete prudenza negli investimenti. Bilancia. Amore, settimana molto serena e tranquilla, sia sul lavoro che in amore, tutto sembra procedere per il meglio. Il partner per voi poi rappresenta un punto fermo su cui contare, e su cui riversare ogni attenzione. Per chi è single invece, potrebbe arrivare un nuovo interessante incontro. Lavoro, lunedì positivo per la sfera lavorativa, potreste ricevere buone notizie, riguardo a progetti, o iniziative in corso che vi stanno a cuore. Tuttavia, non mancherà qualche stress lavorativo, dovuto ai vari impegni a cui dovrete far fronte tutta la settimana. Concedetevi un po' di relax nel weekend. Scorpione. Amore, la settimana inizierà in sordina, e con Venere sfavorevole potreste avere qualche discussione in più, sia in famiglia che con il partner. Le cose andranno meglio nella giornata di mercoledì, quando piccoli spiragli di serenità torneranno a far capolino nella vostra vita. Anche i single saranno un po' giù, ma presto ci saranno belle novità. Lavoro, sarete imbronciati, e taciturni, poco propensi al dialogo anche nell'ambito lavorativo. Sarà proprio su questo fronte che troverete un certo equilibrio, che vi permetterà di sfogare la vostra rabbia, senza ferire nessuno. Tenere la mente occupata per voi è importante, e potreste ricevere belle soddisfazioni, anche inaspettate. Sagittario. Amore, Venere in ottimo aspetto vi farà trascorrere questa settimana con spensieratezza. Una ventata di novità e di allegria vi renderà tolleranti, e compiacenti nei confronti della persona cara. A rendervi saggi e ben disposti è anche Giove, che con la sua presenza, favorirà la nascita di nuove intese. Anche chi ha chiuso una storia, potrà guardarsi intorno, per trovare l'anima gemella. Lavoro, il lavoro non sarà molto appagante a inizio settimana, ma da mercoledì ci sarà un miglioramento dell'umore, e anche un aumento delle energie, che vi consentiranno di chiudere trattative, e affari di notevole importanza. E se deciderete di riposarvi nel weekend, farete la scelta giusta. Capricorno. Amore, l'amore tornerà ad essere positivo e sereno, e ogni discussione o incomprensione sarà messa da parte. Tutti i dubbi che avevate, oramai sembrano solo un lontano ricordo. Nuovi e interessanti incontri potrebbero presentarsi per i single, e tante opportunità per trovare l'amore vero. Lavoro, grazie alla vostra ostinazione potrete ottenere ottimi risultati, su alcune questioni lavorative. Giovedì e venerdì saranno le giornate più fortunate, per azzardare nuovi investimenti, e stendere le basi per nuovi progetti. Buon momento per avviare attività in autonomia. Acquario. Amore, l'oroscopo questa settimana annuncia un forte desiderio di trasgressione, per molti del segno. La vostra curiosità potrebbe condurvi ben oltre il semplice incrocio di sguardi, e potreste scatenare malumori, e gelosie. La voglia di fare nuove conoscenze sarà una costante degli Acquario, che potranno far saltare anche i rapporti più stabili.
Lavoro, tutto sembra andare per il meglio sul lavoro, già da inizio settimana potranno esserci nuove opportunità da cogliere al volo. L'energia che avranno i nativi del segno sarà ben spesa nelle faccende lavorative, e porterete a compimento quanto prefissato. Pesci. Amore. Le stelle sono decisamente favorevoli, e questa settimana, qualcuno di voi potrebbe liberarsi di un peso, e ottenere un chiarimento. Se ci sono state problematiche nel rapporto di coppia, le cose andranno un po' meglio. Venere nel segno, da mercoledì, promette un fine settimana sfavillante, alle coppie e ai single, che vorranno vivere flirt intensi. Lavoro. Settimana buona per il segno dei pesci, che si prepara a fare progetti per il futuro, in grande stile. Finalmente state conquistando una certa stabilità, e dopo giorni di ansia e di nervosismo, potrete pensare con maggiore serenità al domani. Non sottovalutate alcuni incontri, che potrebbero rivelarsi importanti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.